Farai molti regali, ma solo alcuni saranno così preziosi da lasciare il segno. Regala un Natale indimenticabile con il bracciale tennis in oro bianco e diamanti, in edizione limitata, a soli 999 euro. Breda Gioielli, storie di persone. Cari amici, cari amiche, cari amici, sono entusiasta oggi di avere ancora con me il dottor De Conti Fabio, pneumologo in quel di Vittorio Veneto, che mi ha aiutato a fare la trasmissione, la prima trasmissione l'altra settimana, per capire di che cosa parliamo, del Covid-19, per capire cosa ha passato uno che l'ha, come me, che ha vissuto questa esperienza purtroppo brutta, e la reazione del medico che mi ha curato. Oggi non parliamo naturalmente più di me, vi invito però a rivedere la prima, perché Fabio, io lo chiamo Fabio perché lo ritengo un fratello, visto quello che ha fatto per me, ha dato delle spiegazioni e delle notizie molto interessanti, però dovreste vederlo dall'inizio alla fine. Capisco che è abbastanza lungo perché 35 minuti sono tanti. Oggi parleremo in particolare, se credere o no, dei vaccini, ma prima di parlare di questo inviterei il dottor De Conti a leggere la citazione di Murakami, Q84, dal libro Q84, che ci dà il significato sul credere o non credere, ci aiuta a capire. Grazie di nuovo dell'invito Bruno, grazie a chi ci ascolta. Sì, ho trovato questa citazione di Murakami, che letteralmente, perché la maggior parte delle persone non crede nella verità, ma in ciò che desidera sia la verità. Per quanto questa gente possa tenere gli occhi bene aperti, in realtà non vede niente. Truffarli è la cosa più facile che esista. Questa citazione perché oggi parleremo appunto di vaccini e di tutti i vari aspetti chiaroscuri che si sono alzati e delineati attorno a questa problematica. Ecco, è importante perché la gente deve capire, con il tuo aiuto, con la tua scienza e coscienza, andremo a sviluppare il primo punto, chiamiamolo all'ordine del giorno, che è credere o non credere ai vaccini. Ai vaccini non bisogna credere. Bene. I vaccini non sono una religione, non sono qualcosa di misterioso, non sono una verità rilevata, ma sono un fatto scientifico, per cui i vaccini vanno conosciuti. Si studia, c'è tantissima ricerca e si vanno a cercare le fonti. Le fonti che cosa ci dicono? Ci dicono se i vaccini funzionano, non funzionano, fanno bene, fanno male, effetti collaterali, benefici e rischi. Quindi non è un fatto di fede, ma un fatto di conoscenza e di scienza. Questa è la scienza. Quello che vale oggi non è detto che fra un anno varrà ancora, perché nel frattempo la scienza va avanti, ricerche, i vaccini di oggi, di cui magari parleremo, non sono gli stessi vaccini di 50 anni fa. Sarebbe impensabile questa cosa. Allora tu mi dici che in fondo la gente fa anche bene ad avere dei dubbi. La gente fa bene ad avere dei dubbi, perché bisogna chiedere
lo stato delle cose. Però quando vengono date delle risposte, a queste vanno ritenute come acquisite, non sono invenzioni, non sono fantasie, favole che vengono raccontate. Ci sono studi scientifici, ci sono le prove, la ricerca dà gli strumenti di analisi. Allora, io ti ho un po' anticipato nel primo punto, anche il secondo punto, vaccino o vaccini. Sì. Perciò... Sì. I vaccini sono tanti, per cui si tende a fare un po' di confusione. Ci sono i vaccini per i batteri, i vaccini contro i virus, i vaccini contro le tossine dei batteri, per cui un vaccino per il tetano non è paragonabile a un vaccino, che ne so, per la difterite o un vaccino per il Covid-19. Perché sono radicalmente diversi, ma a questo vaccino vanno fatti i richiami, perché anche quelli per il tetano vanno fatti i richiami. Dopo un certo numero di anni uno può non essere più protetto. Io ho fatto il vaccino contro l'encefalite da puntura di zecca e l'efficacia avviene solo dopo 3 somministrazioni, quindi una prima somministrazione e 2 richiami distanziati. Non c'è niente di strano che anche per questo vaccino vengano fatte più somministrazioni. La cosa nuova è che non c'è una conoscenza, una storia pregressa che ci permette di conoscere in anticipo tutta la tempistica, cioè dopo un mese, dopo 6 mesi, dopo un anno. Questi sono dati e sono conoscenze che si raccolgono man mano che passa il tempo. Ecco, io non vorrei farti una domanda imbarazzante, ma lo è in un certo senso. Perché tu hai parlato di tempi del fare il vaccino, poi la prima dose, la seconda dose, piuttosto che... ma secondo te, secondo la tua esperienza, lasciamo stare quello che dicono alla televisione, l'abbiamo già detto l'altra settimana, c'è chi la racconta in una maniera, chi la racconta in un'altra, chi non pensa che il Covid-19 esista, chi pensa in maniera diversa, ma secondo te, una volta fatto il vaccino, quanto tempo deve passare per arrivare a fare la seconda dose o nel caso di chi ha avuto il Covid, ha fatto il vaccino unico e poi sono indicati o 9 mesi, la prima volta 6 mesi, poi la seconda 9 mesi o 12 mesi, però non si sa. Secondo te a cosa dobbiamo credere? Quali sono i tempi? Per quanto riguarda i vaccini, sono gli studi sperimentali, per cui ad esempio i 2 vaccini a RNA, Pfizer e Moderna, Comirnaty e Spikevax, gli studi dicono la prima dose e dopo 4 settimane il primo richiamo. In un primo momento dicevano che la copertura poteva durare 9-12 mesi, poi è stato visto che per sicurezza dopo 6 mesi una certa fetta di popolazione incomincia a perdere la protezione, soprattutto gli ultrasessantenni, perché hanno le difese immunitarie meno potenti, hanno patologie croniche spesso che lo indeboliscono e quindi per essere sicuri e sufficientemente garantiti dell'efficacia del vaccino, cosa si fa? Si è stato deciso che dopo 6 mesi va fatto un richiamo, quello che viene chiamato booster, in realtà è un richiamo. Poi non è necessario, non è indispensabile che sia esattamente della stessa tipologia di vaccino, al di là che Pfizer e Moderna sono 2 vaccini molto molto simili, ma possono essere fatti con uno o con l'altro. Per chi ha fatto la prima dose AstraZeneca o Johnson Johnson può fare, visto che in questo momento non ci sono, può fare tranquillamente la terza dose con Pfizer o Moderna, che sono quelli attualmente utilizzati. La tempistica è decisa mano per mano, man mano che si vede che la protezione non è che si azzera, ma incomincia a diminuire sotto una soglia di sicurezza. E per sapere questo?
Per Che esami ci vanno? Per sapere questo, in realtà non ci sono esami di sicurezza, perché se noi andiamo a vedere anche il titolo di anticorpi, Sì. che i vaccini sono ciò che producono e sono la prima linea di difesa, in realtà il dosaggio degli anticorpi non è standardizzato, gli anticorpi prodotti dal vaccino non sono uguali a quelli prodotti dalla malattia, per cui avere tanti anticorpi sono un pool di anticorpi, non c'è un solo tipo di anticorpo che io vado a analizzare un pool e quindi non so esattamente quelli che sono gli anticorpi efficaci cosiddetti neutralizzanti. E quindi non mi serve sapere il titolo di anticorpi Ecco che perché ho. non viene richiesto, No. perché tanti mi chiedono, Poi ma io ti hanno chiesto di vedere prima di farti fare, o di fare una diagnosi su quello che hai, ti hanno chiesto quanti anticorpi hai fatto il test degli anticorpi. Nessuno me l'ha chiesto, No. perciò. Perché è stato visto che non serve, perché io ho bisogno degli anticorpi che mi proteggono. Quando vado a fare un'analisi, uno standard, soprattutto in una persona malata, c'è un pool di anticorpi. Alcuni proteggono, altri non hanno di per sé una grossa efficacia. E poi c'è un'altra linea di difesa, che questa per l'analisi richiede dei centri altamente specializzati, che è la cosiddetta immunità cellulo-mediata, fatta da cellule che rientrano sempre nella difesa, ma questo tipo di protezione noi non riusciamo con i normali laboratori degli ospedali ad andare a analizzare. Quello che però noi sappiamo che comunque sia, anche se noi non abbiamo un titolo anticorpale particolarmente elevato, nel momento in cui veniamo a contatto con il virus, l'organismo recupera la memoria e molto rapidamente, nel giro di pochi giorni, va a produrre tutti gli anticorpi di cui abbiamo bisogno. Questa è una spiegazione scientifica molto accurata e che mette tranquilla la gente. Tu hai fatto dei nomi delle case farmaceutiche che hanno prodotto e producono i vaccini sui quali vengono fatti degli studi poi dall'ente mondiale della sanità. Sì. Questo non ha un po' creato anche confusione nelle persone, cioè sentire tutti sti nomi, qual è che non va bene, quello ha avuto dei problemi, l'altro io non faccio i nomi perché scientificamente non li conosco, ma non ha creato questa confusione il mettere al corrente questa è la sanità che deve saperlo, poi ci danno un vaccino e quello dobbiamo farlo e allora entriamo se mi rispondi a questo entriamo sul terzo punto che avevamo previsto, il vaccino Covid-19 e parliamo di quello. La confusione e il vaccino. I mezzi di informazione sono infiniti al giorno d'oggi, non è come quando eravamo noi giovani che c'erano 1 o 2 canali televisivi e lì finisce. Le televisioni, questo stesso mezzo di comunicazione innovativo e quindi controllare le informazioni è impossibile. Quello che le persone devono fare è fare una scelta della qualità delle informazioni che va a ricevere. L'attendibilità non è una cosa facile, ma non che non si possa fare, si può fare, certo che si può fare. Bisogna selezionare quelle che sono le informazioni. Poi è chiaro che tanti dubbi sono legati al fatto che è una malattia nuova e quindi terapie, vaccini sono tutte cose nuove, non c'è uno storico a cui potersi appellare. E il vaccino... E poi entriamo nel terzo punto, vaccino Covid-19, però prima vorrei sentire le mie amiche dell'oreficeria Breda, gioielleria Breda, io dico le principesse dell'oreficeria, sentiamole.
Elegante, informale, chic, rock o dark. Breda Gioielli veste qualsiasi stile. Gioielli artigianali e orologi dei migliori brand. A Conegliano, in Viale Carducci 1. Breda Gioielli, storie di persone. Allora, rientriamo in studio, siamo rientrati in studio con il dottor Fabio De Conti. Grazie per essere venuto anche oggi e grazie per quello che stai facendo per... non per il popolo italiano, per chi ci ascolta, perché Veneto Globo è ascoltato in tutto il mondo. Perciò Covid-19, vaccino Covid-19. Benissimo. Prendiamo i 2 vaccini attualmente utilizzati, che sono Comirnaty e Spikevax, cioè Moderna e Pfizer. Come sono costruiti? Perché secondo me è centrale questo elemento. Loro hanno utilizzato una piccola dose di RNA, per questo si chiamano RNA, del virus, quella piccola parte che poi l'organismo traduce, produce le proteine, che sono le proteine che permettono al virus di entrare e di infettarci. Benissimo, questa piccolissima parte della componente virale viene incapsulata e costituisce poi il vaccino. Una volta iniettata, l'organismo lo riconosce come estranea, produce le proteine, sulle proteine vengono prodotti gli anticorpi che poi ci vanno a difendere. Qual è la grande differenza rispetto al virus? Che quando io vengo a contatto con il virus, mi prendo tutto il codice genetico del virus, non solo quella parte che gli permette di penetrare, ma anche tutte le altre parti di virus che poi producono danni, mentre con il vaccino tutte quelle altre parti non ci sono. Mi vengono iniettate, mi sono state iniettate quando ho fatto il vaccino, solo quella piccola porzione di RNA che mi serve per produrmi le difese. Punto. Nel momento in cui viene tradotta, viene eliminata, si dissolve e viene eliminata, cioè non resta nell'organismo. Le controindicazioni? Controindicazioni sono pochissime, non tanto legate all'RNA, ma a eventuali componenti delle capsule che contengono questa porzione di RNA, che nei centri vaccinali sanno riconoscere, nell'anamnesi identificano quando delle persone, non è perché una persona è allergica alla polvere o ai pollini o a un farmaco qualsiasi è a rischio di vaccino, no. Ci sono solo degli specifici farmaci di utilizzo anche non frequentissimo che se hanno dato problemi alle persone vengono identificate e queste persone non è che non possono fare il vaccino, ma lo possono fare solo sotto stretta sorveglianza in un centro ospedaliero. Partendo dal presupposto che ognuno è libero di pensare, siamo in un paese democratico, di pensare quello che vuole nel rispetto naturalmente della sua libertà che ha il filo di confine nella libertà degli altri, giusto? Tanto per dire quello che dicono tutti, no? Coloro che, io parlo dei medici, non delle persone, perché le persone, come citavi prima nella citazione di Murakami, si fanno condizionare e cadono anche in errori per la non conoscenza. Ma i medici, e ce ne sono tanti che sono contrari al vaccino, lo fanno per partito preso o per cognizione di causa, secondo te? Difficile, ti capisco che è abbastanza... Allora, per non limitarsi solo ai medici, ma parlando anche un po' di tutti, perché anche i medici sono persone e quindi certo, gli stessi meccanismi di tutti quanti. È più grave nel caso dei medici, perché i medici, se vogliono, hanno gli strumenti per capire e per conoscere, che una persona qualsiasi che si occupa d'altro non è tenuta ad andare a leggere i lavori scientifici di registrazione dei farmaci o di un vaccino. Noi sappiamo che più o meno esiste un 10% della popolazione in cui cadono anche dei medici
che a prescindere qualsiasi cosa, qualsiasi prova tu gli possa presentare, dicono no, punto. E quindi io non parlo per queste persone, perché queste persone non ascoltano. Fanno parte di gruppi autoreferenziati in cui loro si riconoscono reciprocamente, identificano una propria identità che gli permette di distinguersi da quelli che loro considerano il gregge, cioè noi siamo le pecore, noi siamo il gregge, loro sono quelli che capiscono, ma purtroppo le cose non stanno così. Il mio obiettivo è di raggiungere le persone che hanno dei dubbi, semplicemente possono avere delle paure, dei dubbi, che devono andare a chiarire e possibilmente a risolvere. Perché esistono dei meccanismi cognitivi, il primo è proprio quello primordiale, pericolo a fuga o attacco. In questo caso il pericolo è il vaccino vissuto come pericolo, cioè mi introduco qualcosa da cui o fuggo o pongo una barriera, mentre capire il vaccino come protezione, allora bisogna mettere in moto tutta una serie di ragionamenti. Qual è il rischio legato alla malattia? Qual è il rischio legato al vaccino? Non esiste nulla che non abbia un rischio. Attraversare la strada è un rischio. Il vaccino è un farmaco, il vaccino può avere dei rischi, può avere degli effetti collaterali, può avere anche degli effetti collaterali gravi, ma sono 3 effetti collaterali gravi su un milione di dosi. Il virus fa il 2,4% di mortalità, cioè ogni 100 infetti 2,4 muoiono. E quindi non c'è rapporto tra i due rischi. Allora, secondo me, io mi sono fatto la mia visione dell'effetto pro e contro, no? Il contro il libero pensiero, no? Che può esprimersi in maniera civile. La criminalizzazione da parte dei media e dei pro di un certo pensiero unico, la come si dice, scusa? Criminalizzazione di questa parte di pensiero, penso faccia l'effetto contrario, cioè invece di comprendere quello che tu stai spiegando in maniera scientifica, reagiscono in maniera diversa. E poi abbiamo l'infiltrazione di qualcuno che vuole fare danni invece che ragionare, che crea poi quello che si vede in televisione. Cosa ne dici? Le persone vanno da un certo punto di vista capite, ma quello che si sta creando è una inversione di quella che è la realtà. Per cui noi che cerchiamo di curare, difendere e proteggere le persone, siamo diventati i dittatori. Esiste una strategia, tanti mi chiedono, ma perché non rendete il vaccino obbligatorio? Rendere il vaccino obbligatorio significherebbe amplificare ulteriormente quelli che sono i conflitti. Allora sì, se urlano alla dittatura adesso, se noi lo facessimo obbligatorio cosa facciamo? Chi non vuole fare il vaccino cosa facciamo? Gliene andiamo a fare con i carabinieri a casa? Gli chiudiamo agli arresti domiciliari? Gli chiudiamo le porte a qualsiasi attività? Questa della carta verde del Green Pass è una strategia che sta dando i suoi frutti, in cui se vuoi ottenere tutta una serie di agevolazioni, fai il vaccino perché proteggi te stesso, ma non rappresenti un pericolo per le altre persone. Però ti toglie il diritto al lavoro. Non ti toglie il diritto al lavoro perché hanno utilizzato l'escamotage del tampone, e cioè tu hai 48-72 ore di possibilità di attività. C'è chi sostiene, da un punto di vista scientifico non ha tantissima
ragione d'essere, ma da un punto di vista diciamo di vita pubblica, benissimo, otteniamo questo compromesso, non vuoi farti il vaccino, ti obblighiamo però a fare il tampone, per cui almeno sappiamo che probabilmente, perché probabilmente non sei contagiante. Questi sostengono, ma anche voi che siete vaccinati siete potenzialmente contagianti. Vero, ma intanto lo sono con una carica virale molto più bassa, lo sono per un periodo molto più breve e comunque sia per un altro vaccinato rappresento un rischio estremamente relativo perché ho comunque una carica virale molto bassa. Allora, visto che in un certo senso siamo rimasti fermi al punto numero 3, però abbiamo parlato anche di efficacia e di dubbi, paure e rifiuto, no? Dubbi, paure e rifiuto. Se vuoi riprendere a questo punto dubbi, paure e rifiuto, poi tu mi hai espresso il desiderio di fare dei ringraziamenti. Io lo dico, ricordatevi che questa è una trasmissione che vuole aiutare la popolazione e vi prego di vedere la prima trasmissione che abbiamo fatto sabato scorso e approfonditela, vedetela tutta anche se è un po' pesante, però vi renderete conto che Fabio dice le cose in maniera scientifica e comprensibile. È per quello che io sono felice di averlo e gli lascio lo spazio per terminare. Andatevi a vedere ancora la prima parte e poi vedetele tutte queste trasmissioni. Che noi, grazie ai nostri sponsor, sono amici che ci aiutano per sostenere appunto la comunicazione e l'informazione. Io spero vivamente che sia utile che se riesco a convincere anche una sola persona che avesse avuto qualche dubbio a vaccinare, io sono contento e il mio tempo è stato Però abbiamo avuto, utile. diciamo, dalla prima trasmissione veramente un ottimo ritorno anche di impressioni positive, anzi tutte positive ritengo. Certo. Prego. Benissimo. Dubbi, paure e rifiuto e poi ringraziamenti. Siamo d'accordo, il vaccino non protegge al 100%. Non protegge al 100%, però quasi il 90% delle persone che in questo momento finiscono in ospedale e il 90% delle persone che finiscono in terapia intensiva sono non vaccinati. Quindi significa... E questo è un dato di fatto, non è la bufala, è un dato di fatto. Questi sono i numeri attuali. Se rispetto a un anno fa che avevamo 500 morti al giorno, adesso ne abbiamo 50, è perché il 75% delle persone si sono vaccinate, se no saremmo ancora a 500 morti al giorno. E quindi andando ai ringraziamenti, innanzitutto io ringrazio tutti i 45 milioni di italiani che si sono vaccinati, che l'hanno fatto consapevolmente, anche se l'hanno fatto perché altrimenti la vita gli sarebbe stata complicata, grazie lo stesso. Perché questa è la cosa più importante che voi avete fatto per voi stessi e per tutte le persone, i vostri familiari, tutte le persone che vi stanno attorno, e lo fate anche per quel 10% che vi insulta e che per strada vi dice che siete dei dittatori e che siete degli assassini. L'avete fatto anche per loro. Poi voglio ricordare due cose. Nella primavera del 2020, 4 ragazze del comune di Fregona si sono messe assieme e hanno detto: perché non facciamo qualcosa per dare una mano a chi si occupa in questo momento che eravamo in piena pandemia, barricati dentro negli ospedali. Queste 4 ragazze, che sono Francesca Gris, Sara Maso, Veronica Pizzol e Piera Breda, hanno creato un gruppo distanti ma uniti, una raccolta spontanea di persone, di cittadini, e con la loro raccolta ci hanno donato 100 saturimetri di quelli portati che noi abbiamo distribuito ai pronto soccorso, alle USCA, alle terapie riabilitative, in modo che le persone che erano a casa, che avevano bisogno di essere sorvegliate, potessero utilizzarli. E poi
Ci hanno regalato anche un elettrocardiografo di ultima generazione che ci permetteva negli ambulatori, le persone che arrivavano con sospetto Covid, potevamo fargli gli elettrocardiogrammi e quindi poterli sorvegliare e anche decidere si ricovera, non si ricovera o si può rimandare a casa. E un mio grazie a queste 4 ragazze e a tutti quelli che hanno partecipato con i loro fondi. Mi hai stimolato nel riprendere i ringraziamenti a tutti gli operatori, perché ho sentito, per quanto potevo capire, che qualcuno ha regalato l'apparecchio per poter lavare i capelli alla gente, le infermiere si sono prestate a fare operazioni che mai avrebbero fatto, quello di lavare i capelli, quello di tagliare le unghie, e perciò un grazie vivamente forte va a queste ragazze che sono state straordinarie, oltre che ai medici, oltre che a tutti gli operatori dell'ospedale Covid di Vittorio Veneto. Io ringrazio te. Io avrei un altro ringraziamento, che è una ditta farmaceutica, che non cito, italiana, un'importante ditta farmaceutica italiana, che non ha nessun interesse nel Covid, non produce farmaci antivirali per il Covid, non produce vaccini, semplicemente un giorno sono venuti, ci hanno chiesto: a voi potrebbe servire un ecografo portatile, palmare, per la sorveglianza per utilizzare per i vostri pazienti? L'ecografia, soprattutto in questa patologia, ha assunto una grande utilità. E noi abbiamo detto sì. Dopo un mese ci è stato portato e regalato un ecografo portatile che è ancora in pieno utilizzo nel nostro reparto. Questo per dire che anche le industrie farmaceutiche non vanno vissute come dei mostri tentacolari, profittatori. In questo caso ci è stata data una cosa estremamente utile, chiedendo ovviamente niente in cambio, perché la ditta non aveva nessun interesse all'interno del Covid. Bene, io ti ringrazio i nostri ascoltatori, li invito a guardare a fondo la prima puntata, questa puntata, e ce ne sarà una prossima dove parleremo un po' di quelle che sono le prospettive future, cerchiamo di portare un po' di, come si può dire, serenità ai nostri ascoltatori. Vi saluto, ringrazio ancora Fabio, Grazie, vi ringrazio Bruno. E arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci. Farai molti regali, ma solo alcuni saranno così preziosi da lasciare il segno. Regala un Natale indimenticabile con il bracciale tennis in oro bianco e diamanti, in edizione limitata a soli €999. Breda Gioielli, storie di persone.